Questo programma vi è offerto da OI Glass is Life. Scatolificio Ondulcart, il lato nobile del packaging. Tonutti, etichette per un mondo che cambia. Ci troviamo in località Ramandolo, siamo in compagnia dell'enologo Paolo Comelli che tra poco intervisteremo. La puntata di Friuli Economy oggi vuole parlare di nuovo di vendemmie, siamo nel cuore delle vendemmie, avevamo fatto un pre-vendemmiale a fine agosto, adesso siamo di fatto a metà settembre e quindi da questa località cerchiamo di approfondire come stanno andando le vendemmie nella zona Ramandolo Nimis, soprattutto come innanzitutto stato sanitario delle uve. Comelli. Sì, quest'anno è un'annata che oserei dire eccezionale, perché pur partendo in primavera abbastanza in ritardo rispetto all'anno scorso, la stagione ha permesso un recupero appunto delle fasi fenologiche della vite, quindi abbiamo una maturazione ottimale già agli inizi di settembre, quindi rispetto alle vendemmie degli anni scorsi saremo una decina di giorni in anticipo. Ecco, ci può mostrare com'è questa maturazione ottimale, magari mostrandoci un po' di uva e da cosa si capisce? Sì, allora questo è un grappolo di Ramandolo e vedete che comincia adesso a raggiungere una colorazione diciamo più sul giallo aranciato. Questo è un bel grappolo grosso di una vite vigorosa e quando diciamo i grappoli hanno questo peso sono anche ideali per poter essere appassiti, messi in appassimento e quindi per dare senza una perdita eccessiva di quantità, per dare un ottimo prodotto. Ecco, dopo andremo a vedere anche all'interno della sua cantina la fase dell'appassimento, ma parlando invece abbiamo parlato di quantità, parlando invece di qualità, che cosa si aspetta per le uve di quest'anno? Beh, soprattutto parlando dell'uva del Verduzzo, che è quella che poi ci dà il Ramandolo, siamo veramente contenti perché era qualche anno che non raggiungevamo delle gradazioni zuccherine così importanti e una maturazione appunto fenologica degli aromi ottimale. Ecco, ma tradotto in pratica il gusto che sentiranno i consumatori tra qualche mese quando potranno gustare queste bottiglie, quale sarà? Beh, sicuramente gli aromi classici del Ramandolo, quindi l'albicocca appassita, il miele di castagno, saranno esaltati appunto da un'annata come questa e dall'appassimento che poi verrà appunto delle uve. Ecco, sempre grazie all'ausilio delle immagini che sta facendo Paolo Bassi, parliamo invece un po' di prezzi, per quanto riguarda quello che è un po' il prodotto diciamo così di rappresentanza che state facendo conoscere in Friuli, nel mondo, in Italia, di che prezzi parliamo per le uve in questa vendemmia? Sì, beh, per quanto riguarda le uve di Verduzzo, di Ramandolo, l'anno scorso era andata meglio perché c'era siamo meno intorno quantità, all'euro, o siamo come l'anno non scorso? sono prezzi L'anno scorso era andata così meglio alti perché c'era meno quantità o siamo come l'anno scorso? Beh, l'anno scorso è stata un'annata un po' difficile perché l'inizio di settembre non è stato proprio di un gran bel tempo, quindi facendo la selezione sui grappoli che facciamo di solito, un po' di uva purtroppo era rimasta sulle piante perché poi si era guastata. Abbiamo avuto comunque soddisfazione nella qualità dei vini, ma diciamo i prezzi erano leggermente inferiori appunto per questo aspetto. Bene, e adesso allora ci sposteremo nella zona dove c'è l'operazione di appassimento dell'uva. Abbiamo messo ad appassire un po' di Tokai per fare proprio una selezione particolare appunto che poi verrà fatto fermentare in legno e quindi oltre al Ramandolo cerchiamo di portare questa tecnica anche su altri vini autoctoni come il Friulano e come il Refosco. Spiace lasciare questo posto bellissimo, ma dobbiamo andare e andiamo a vedere l'appassimento.
Siamo scesi dalla località Ramandolo e siamo arrivati nell'azienda agricola Comelli. Bassi sta per inquadrare l'appassimento delle uve. Perché viene fatta questa operazione, Comelli? Sì, l'appassimento dell'uva è importante in un vino come il Ramandolo perché i succhi all'interno dell'acino vengono concentrati e quindi abbiamo una quantità di zuccheri sufficiente per diciamo, sviluppare una bella gradazione alcolica e comunque per che rimanga la sensazione del dolce. Una gradazione alcolica che avrà un range fra i 12 gradi e mezzo fino ai... Di solito il Ramandolo ha una gradazione dai 12 ai 14 gradi a seconda un po' delle annate e dell'obiettivo enologico delle aziende. Ecco, quanto durerà l'operazione di appassimento e poi dopo ancora quanto ci vorrà perché poi l'uva diventa vino e il vino vada in commercio? Sì, l'appassimento dell'uva di Ramandolo di solito è abbastanza breve perché comunque partiamo già da gradazioni zuccherine abbastanza alte e quindi durerà dai 20 giorni al mese e mezzo e poi questo mosto viene fatto fermentare in barrique. Diciamo che i vini vengono imbottigliati a 1 anno e mezzo, 2 anni dalla vendemmia di solito. Bene, ringraziamo Comelli per l'ospitalità e la testimonianza della zona Ramandolo e adesso proseguiamo il tour e andiamo verso Cividale. Grazie mille Comelli. Grazie a voi. Buona giornata. Siamo approdati nei Colli Orientali in compagnia di Germano Zorzettig. Zorzettig, com'è la situazione delle vendemmie qua il 12 settembre 2018? Ma il 12 settembre è decisamente buona. Stiamo finendo di raccogliere i vini bianchi, e sappiamo benissimo che è un'annata abbastanza precoce e quindi siamo verso la fine. Sono stati raccolti le varietà precoci come Pinot Grigio, Sauvignon, stiamo finendo di raccogliere il Tokai e poi c'è la famosa ribolla gialla che ancora sta completando la maturazione. Ecco, in attesa di vedere la famosa ribolla gialla, prego, vediamo un po', qua c'è un refosco peduncolo rosso. Lo mostri un po' ai nostri telespettatori per capire quando, voglio dire, l'uva è di qualità, come deve essere la bacca e tutto quanto. Ma questi sono grappoli eccezionali secondo me di refosco del peduncolo rosso. Siamo il 12 settembre, siamo già vicini alla maturazione e il tempo che noi vediamo in queste giornate, soprattutto di caldo, naturalmente saranno frutto di una stagione assolutamente eccezionale. Qua diciamo, i tempi di maturazione potrebbero allungarsi ancora di una decina, quindicina di giorni, il tempo prevede bello e quindi credo che siamo veramente nell'ottimo di una grande vendemmia. Ecco, sicuramente informazioni positive, in linea anche un po' con le altre zone del Friuli che abbiamo visitato fino adesso con l'ausilio di Paolo Bassi e seguendo anche le indicazioni e la collaborazione di Paolo Valdesolo. Parliamo un po' di prezzi, partiamo un po' dai bianchi per poi spiazzare ai rossi. In questa terra qua di bianchi parliamo soprattutto di friulano e di ribolla gialla. Il prezzo delle uve qual è? Ma il prezzo delle uve sinceramente in questo periodo ha avuto una piccola flessione, ma credo che in queste zone comunque garantendo una certa qualità come stiamo vedendo i prezzi assolutamente tengono. Si va circa, parlando di quantificare un po' il prezzo, sì. Si va circa su 90 1 euro delle uve normali per poi salire su Pinot Grigio e ribolla gialla che possono andare anche sull'1,20 €, 1,30 € al chilo. Ecco, e sui rossi invece refosco, merlot come siamo? Ma, come prezzi? Come prezzi delle uve ovviamente. Chiaramente siamo in una zona di produzione di vini bianchi e i vini rossi hanno magari un'importanza un po' più piccola, chiamiamola così, ma credo che vista l'eccezionalità dell'annata credo che tengano assolutamente e quindi andiamo sugli 80 centesimi dei merlot per andare anche qui su questi refoschi con 1 euro circa al chilo. Bene, ringraziamo il signor Zorzettig e adesso andiamo a intervistare il nuovo presidente della Coldiretti, Michele Pavan. Buone vendemmie, grazie e a voi. Ci ritroveremo a Friuli Economy in studio, sicuramente è meglio qui alle vendemmie. Grazie. Sempre dai Colli Orientali siamo in compagnia con il presidente, il nuovo presidente di Coldiretti FVG, Michele Pavan, presidente dal 26 luglio 2018. Parliamo Pavan di ribolla gialla. C'è fermento, scusate il gioco di parole, tra i produttori perché si vuole sapere alla fine il nome del vitigno ribolla gialla quale sarà secondo lei e se si troverà un accordo qua tra i produttori del Friuli Venezia Giulia. Beh, diciamo che comunque il fatto di parlare già del
del nome del vitigno è un passo in avanti, un passo importante, perché vuol dire che si sta lavorando e si sta andando a chiudere quello che è il disciplinare sulla ribolla gialla. Oggi il nome più accreditato da utilizzare per il nome del vitigno sembra essere Gargagna, però questo chiaramente deve essere poi discusso, confrontato anche con il resto della produzione regionale, ma credo che l'aspetto positivo sia proprio quello di essere andati oltre, di essere ad un buon punto per il riconoscimento e la tutela soprattutto della ribolla gialla. Ecco, giusto una battuta su questo nome, da dove si origina e un suo parere anche. Ma Gargagna è uno dei sinonimi che veniva utilizzato in passato. Questo deriva da una ricerca storica che è stata fatta su questo vitigno, presente ormai da tantissimi anni sul nostro territorio. Ce ne sono poi altri, credo che questo sia quello che ha maggiormente incontrato i favori di tutti i produttori. Quindi si lavorerà in questa direzione, però ripeto, è importante un confronto con il resto della produzione regionale. Quanto tempo ci vorrà? Mentre intanto vediamo che Paolo Bassi sta riprendendo l'uva della ribolla gialla qui. Ma credo che terminata la vendemmia ci si debba mettere di nuovo attorno a un tavolo e arrivare a concludere questo disciplinare, quindi credo che in tempi brevi, anche sulla base del nuovo presidente del consorzio delle DOC Adriano Gigante, si è posto come obiettivo di riuscire a chiuderlo entro fine anno. Bene, e adesso invece andiamo in cantina dove lì parleremo un po' di disciplinare sempre della ribolla gialla. All'interno dell'azienda agricola La Sclusa, nel cuore dei Colli Orientali, siamo sempre in compagnia del presidente della Coldiretti Pavan. Pavan, parlavamo di ribolla gialla, adesso vediamo anche che in questa botte è contenuta la ribolla gialla, ma alla fine, anche come disciplinare, si andrà verso un disciplinare unico oppure ce ne saranno due distinti per la ribolla gialla ferma di collina e quella spumantizzata di pianura, qui in Friuli Venezia Giulia? Ma anche in questo caso qui credo che il disciplinare vada condiviso con il resto della produzione regionale. L'importante è che ci sia un disciplinare che esprima in maniera molto chiara quelle che devono essere le regole per la produzione di questo importantissimo vitigno e soprattutto credo anche che si debba ragionare sull'obiettivo di questo vitigno che deve rappresentare l'intera regione Friuli Venezia Giulia, deve essere un motivo di promozione, di valorizzazione di quella che è l'importante enologia del Friuli Venezia Giulia nel comparto italiano e soprattutto nel comparto internazionale. Quindi c'è un disciplinare, sentendola? Diciamo di sì. Ma come si riuscirà a mettere d'accordo pianura e colline? Ma bisogna metterci impegno, tanti incontri e soprattutto credo che la consapevolezza e l'intelligenza dei nostri produttori nella valorizzazione di quello che è il nostro territorio e soprattutto di un vitigno importantissimo per noi, alla fine ci vedrà tutti uniti in questo disciplinare. È ottimista lei? Sicuramente sì. Bene, ci fa molto piacere, avremo modo di riavere la Friuli Economy e adesso prosegue il nostro tour e andremo verso il Collio. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Allora, dai Colli Orientali siamo arrivati nel cuore del Collio, a San Floriano, siamo col presidente del consorzio Collio, Robert Princic. Princic, come stanno andando le vendemmie? Beh, la vendemmia oramai è arrivata alla metà circa, forse anche oltre, visto che molte aziende oramai i bianchi li hanno finiti, alcune stanno finendo. Il livello qualitativo è sicuramente buono, ottimo, l'annata è veramente importante, molto particolare per logica perché è comunque iniziata molto presto e forse anche in modo un po' inaspettato in un certo senso. Ecco, ma il clima ha aiutato anche questa escursione fra giorno molto caldo e notte un pochino più fresca? Beh, il clima è stato letteralmente perfetto. Siamo partiti tardi all'inizio perché effettivamente i primi mesi dell'anno, o meglio aprile, maggio, la vegetazione è partita con calma, però effettivamente ha recuperato tantissimo e ci siamo ritrovati circa verso il 20 a iniziare a vendemmiare. Ecco, stiamo vedendo diverse persone che stanno lavorando qui in vigna e dal punto di vista normativo, ad esempio, il fatto che abbiano ottenuto i voucher è positivo? Beh, sicuramente sì, è uno strumento messo in più per l'agricoltura nella gestione proprio della vendemmia. Oggi come oggi la pianura ormai si è attrezzata e quindi sta lavorando quasi esclusivamente a livello macchina, noi in collina però per logica non possiamo fare altrimenti, insomma. Quindi le difficoltà di gestione della collina sono tante, chiaramente però i risultati qualitativi sono sicuramente importanti.
Ecco, sicuramente pare di capire che per quantità questa potrebbe essere e qualità una vendemmia eccezionale da ricordare. Indubbiamente sì, sotto tutti gli aspetti, perché effettivamente l'uva è molto bella, la quantità è regolare direi, forse è una delle vendemmie più regolari negli ultimi anni, perché poi c'è una costanza su tutte Vuole le varietà. mostrarci anche magari, vediamo. Qui stiamo parlando di friulano. Ebbene sì, siamo arrivati al punto, Toccata. ebbene sì, siamo arrivati al punto in cui si raccoglie anche il friulano. Quindi il livello qualitativo, come si può anche vedere già semplicemente a livello visivo, è notevole, la sanità è importantissima, non ci sono assolutamente problemi di marciumi o cosa, quindi la raccolta è anche molto semplice e veloce perché non serve fare grandi selezioni. Sì, stiamo infatti vedendo. Ma invece come prezzi del friulano come siamo, Princic? Diciamo che complessivamente i prezzi in collina, chiaro, i prezzi in collina si sono mantenuti abbastanza costanti, non ci sono state grosse oscillazioni. Logicamente però si premia sempre di più la qualità. Dove le uve sono belle, dove la qualità è importante, sicuramente il prezzo tiene. Quindi i prezzi variano circa di media dall'1,30 all'1,50 indicativamente. Logicamente le partite meno belle, quelle sicuramente sono state penalizzate, quelle belle però hanno mantenuto bene il livello. Ecco, e la ribolla a quanto è arrivata? Ma la ribolla in realtà ce n'è pochissima poi alla fine in collina, si parla di prezzi importanti, oltre all'1,50 anche fino a 1,70, questo mi è stato detto, mi è stato raccontato, insomma. Quindi ci sono diverse situazioni in base un po' alla tipologia, però ripeto, ribadisco, la qualità viene premiata. Ecco, chiudiamo col tema della ribolla, no? Ormai anche come Friuli Economy ne stiamo parlando da quasi 2 anni, ma innanzitutto quale sarà secondo lei alla fine il nome del vitigno che verrà dato, quello che riguarda la ribolla gialla? Domanda molto difficile, però ribadisco l'importanza dell'allontanarsi il più possibile dai sinonimi utilizzati oggi, quindi cercare di trovare un qualcosa di assolutamente diverso rispetto a quello che può essere ribolla, rebula o ribuelo. Qualche idea le viene? Assolutamente non saprei rispondere in questo Ecco, momento. e sul disciplinare invece lei alla fine vede più un disciplinare unico oppure per salvaguardare anche, diciamo così, le particolarità, 2 diversi, uno per la collina e uno per la pianura, magari anche che differenziano le tipologie, una più spumantizzata, l'altra ferma? Il tema sicuramente è nuovamente complesso, l'unica cosa che io dico e che continuo a ripetere già da mesi, per non dire anni, è che bisogna cercare di tutelare e di mantenere un livello qualitativo e mantenere anche i prezzi per logica, chiaramente gestendo le produzioni. Se si gestiscono bene le produzioni, quindi anche intervenendo sul disciplinare proprio nella produzione, si decide in base a quello che è l'esigenza di mercato, in base al consumo, insomma, per riuscire a mantenere un livello qualitativo ma nel contempo anche per mantenere un livello di prezzo che possa remunerare comunque le aziende che la producono. Bene, ringraziamo Robert Princic, il presidente del Consorzio Collio, e adesso proseguiamo il nostro tour sempre qui all'interno del Collio. A presto! Ci troviamo nel cuore del Carso Goriziano, siamo in compagnia dell'enologo Gianni Menotti. Menotti, basta forse anche già solo il paesaggio che Paolo Bassi sta riprendendo per dire che le vendemmie stanno andando alla grande in questa zona bellissima del Friuli. Beh, con una giornata così, un panorama così, abbiamo veramente tutte le condizioni per dire che sarà una grande annata. Il sole che ha baciato questi terreni, che ha baciato il Friuli in genere, in questo periodo, durante il periodo vendemmiale, direi che è stato veramente salutare sotto tutti i punti di vista. Il sole di giorno, però magari di notte più fresco, quindi questa escursione termica aiuta. Questa è veramente la cosa migliore per un'uva. L'uva che durante il giorno accumula energia, accumula diciamo gli zuccheri, di notte invece non cede all'arroganza del caldo, perché qui appunto abbiamo anche molto fresco e il fresco aiuta a preservare gli aromi, le acidità, insomma a contenere praticamente uno sbilanciamento, quindi a dare veramente prodotti di grandissimo equilibrio. Ecco, vediamo l'uva e parliamo un po' quindi della quantità e della qualità che ci aspetta, magari Menotti se vuole mostrare anche... Questo è un grappolo che andrà ad essere raccolto fra un po', questo è un grappolo di uva rossa, quindi a questo punto possiamo dire che anche la raccolta di tutte le uve rosse saranno abbastanza anticipate, quindi generalmente abbiamo una viticoltura e una vendemmia anticipata. Sarà sicuramente
è stato frutto di questo gran caldo e sarà sicuramente un'annata da ricordare. Veramente da ricordare. Ecco, sì. parliamo magari rispetto ad alcuni vitigni di riferimento, magari il Malvasia e il Cabernet, quali possono essere poi i prezzi delle uve? I prezzi delle uve quest'anno sono abbastanza simili a quello dello scorso anno. In tutto questo naturalmente c'è sempre la qualità che conta, quindi i prezzi medi possono andare da 1,6, 1,7 diciamo euro per chilo, però grosso modo questa è la media, ma ci sono delle punte come ci sono anche delle condizioni un pochettino diverse in senso negativo. Per cui devo dire che la produzione quest'anno ha condizionato sicuramente i prezzi, ma essendo la qualità molto elevata ha assolutamente dato l'opportunità di aumentarli. Ecco, i picchi e i flessi su quali varietà li vede? I picchi di qualità, questo sicuramente non lo possiamo ancora dire con certezza, però sono le varietà. La ribolla sicuramente sarà un'uva che comunque verrà pagata in qualche maniera, di più c'è anche la Malvasia. Noi siamo qua in una terra di grande Malvasia e qui anche la Malvasia ha il suo significato importante dal livello di prezzo. Il Pinot Grigio forse risentirà per la sua quantità, forse risentirà qualcosa in negativo. Bene, e adesso per l'aspetto biodinamico andiamo ad intervistare la signora Isabella Terraneo, sceglieremo un altro scorcio, tanto qua sono tutti bellissimi. Allora, siamo in compagnia di Isabella Terraneo, che è la titolare dell'azienda Castelvecchio. Una particolarità, signora Terraneo, come mai la terra qua è di questo colore quasi rosso? Qua ci troviamo sul Carso Goriziano, quindi diciamo che la terra rossa è un po' il simbolo di questa DOC. E abbiamo questi 10 cm di terra rossa e poi sotto roccia carsica che danno questa caratteristica unica, questa colorazione e questa caratteristica unica anche a tutti i nostri vini, questa mineralità, questa sapidità proprio tipica dei vini del Carso. Ecco, con Menotti prima si accennava al tema del biodinamico, ma come mai avete scelto di avere delle coltivazioni biodinamiche e magari si ci mostra anche insomma, Sì, allora diciamo che la scelta del biodinamico è stata una scelta un po' di cuore, perché la mia famiglia è da sempre diciamo vicina a questa filosofia un po' di vita sull'alimentazione, sulle cure e quindi diciamo che l'abbiamo fatto un po' per un credo personale e poi perché questo è un ambiente in cui era possibile farlo. Già prima diciamo eravamo molto attenti al terreno e adesso diciamo che la strada che abbiamo percorso è stata anche abbastanza semplice, non abbiamo dovuto a livello qualitativo la salubrità comunque delle uve, quindi dei vini, e diciamo che è abbastanza anche un prodotto che viene anche percepito positivamente. Negli ultimi anni si stanno molto avvicinando a questo tipo appunto di coltivazione, non solo prodotti alimentari ma appunto anche nel mondo del vino. Bene, ringraziamo la signora Isabella Terraneo. Grazie, e adesso andiamo verso mille. Mariano del Friuli per l'ultimo territorio, quello del Friuli Isonzo, e poi termineremo il nostro tour con le conclusioni anche assieme a Paolo Valdesolo. Allora, siamo in compagnia di Michele Luisa, enologo, ci troviamo nella zona Friuli Isonzo. Michele Luisa, prima un inciso su che cos'è questo macchinario. No, adesso stiamo effettuando un travaso, stiamo facendo il primo travaso, quindi stiamo togliendo la parte di vino che ha fermentato, la parte più limpida, la stiamo spostando attraverso una pompa lobby molto delicata e che ci permette anche di non sbattere, non rovinare il vino. Lo trasportiamo in un altro serbatoio per poi andare a togliere il sedimento che si è formato sul fondo del serbatoio. Ecco, le operazioni successive poi quali saranno? Poi sarà la fase di affinamento, dove questo vino riposerà per un paio di mesi, dove resterà con i suoi lieviti per poter maturare ed evolversi nel tempo. Ecco, come stanno andando le vendemmie dal punto di vista quantitativo e qualitativo qui nella zona Friuli Isonzo? La vendemmia si sta presentando veramente eccezionale, perché abbiamo un clima che ci ha aiutato a far maturare molto bene le uve. Sì, anche adesso è molto caldo durante il giorno, la sera è più fresco. Soprattutto per i rossi sta ultimando l'ultima fase della maturazione, quindi sta permettendo di completare specialmente la maturazione della buccia, dove si ha l'accumulo dei tannini e degli antociani, quindi anche di ottenere dei vini più strutturati e più importanti.
Ecco, e invece per la qualità che cosa si aspetta? Ma la qualità dietro le previsioni sicuramente sarà eccelsa, perché quindi sarà una vendemmia da ricordare. Sì, secondo me è una vendemmia delle vendemmie storiche tra le migliori degli ultimi anni, sia in quantità sia anche in qualità, perché quest'anno abbiamo una resa superiore agli ultimi anni di circa un 20-30%, però di una grande qualità. Questo è importante. Parliamo invece, signor Luisa, un po' di prezzi. Ma i prezzi delle uve come sono? I prezzi delle uve quest'anno sono scesi proprio per questa grande quantità. Certo. Si parla di un 20-30% in meno circa. Dopo si valuterà la qualità delle uve che si compra. Chiaramente le uve di maggior pregio hanno perso molto meno. Le uve più deboli, più normali, chiaramente hanno avuto un ribasso maggiore. Ci faccia qualche esempio. Uve di maggior pregio quali hanno retto o hanno perso poco? Ma hanno perso poco, come il Sauvignon, potrebbe aver perso meno perché le quantità sono molto basse, le rese anche in campagna hanno perso meno. Ma un 5-10% o di più? Sì, intorno sul 20%. Intorno al 20%. Sì. E quelle invece che hanno perso tanto, quali sono? Ma soprattutto i rossi, anche il Pinot Grigio ha perso molto perché c'è una quantità maggiore quest'anno. Quindi in generale c'è stato un calo su tutte le varietà. Ma sarà forse però compensato dalla quantità? Cioè vendi più bottiglie, un po' a meno, però sì, ne vendi molti di più. È tutto rapportato alla quantità, chiaramente che il prezzo è più basso, ma la quantità è maggiore, perciò alla fin fine i guadagni resteranno più o meno gli stessi. Quindi insomma delle prospettive molto positive. Il problema sarà chi produce solo uva, e quindi, però è compensato dall'aumento del carico di uva per ettaro, quindi maggior uva, minor prezzo, alla fine più o meno i conti tornano. Si sta lì, perfetto. Un'ultima battuta sulla ribolla, secondo lei la ribolla gialla come andrà a finire? Cioè, intendo, quale sarà il nome che verrà dato al vitigno della ribolla gialla e se ci sarà uno o due disciplinari in base alle zone? Questo sarà da valutare, però comunque il vitigno ribolla gialla è un vitigno a cui dobbiamo tenercelo stretto e cercare di farlo sempre meglio, perché sta diventando un portabandiera per il Friuli. È un vino da richiamo, un vino che sta creando molto interesse, un vino facile da bere, un vino leggero che si può utilizzare in varie occasioni. Cerchiamo di farlo bene, non maltrattarlo, cerchiamo di fare una grande ribolla. Ma con uno o due disciplinari? Cioè uno per la collina, uno per la pianura o uno solo? È che più cose si fanno, più confusione si crea. Quindi un disciplinare? Secondo me sì. Un disciplinare, perfetto. Ringraziamo il signor Michele Luisa anche per l'ospitalità e ci vedremo a Friuli Economy, a Telefriuli e a presto. E a presto. Grazie mille. E adesso per le conclusioni Paolo Valdesolo. Allora, abbiamo fatto 10 territori del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista delle vendemmie, nella puntata del 29 agosto e nella puntata questa del 12 settembre. Sicuramente tanti spunti molto interessanti. Ora vorremmo omaggiare di colui che ha organizzato queste interviste, Paolo Valdesolo, di alcune domande conclusive su un tema che ci sta molto a cuore, ovvero quello della ribolla gialla. Abbiamo intervistato diversi produttori, diversi enologi, l'assessore all'agricoltura Zanier, ma Valdesolo, secondo lei alla fine, innanzitutto, quando si chiuderà la partita della ribolla gialla in Friuli Venezia Giulia e soprattutto con che nome del vitigno ribolla gialla per il Friuli Venezia Giulia? Certo la cosa non dipenderà da me, ma a sentire un po' le opinioni sia dalla parte del Veneto che in Friuli, naturalmente, il Veneto si sta già muovendo e stanno cercando di tenersela buona questa ribolla anche per loro, però io non condivido questo pensiero. Questo è il momento opportuno di intervenire, perché il Veneto, anche quando ha sentito il nome Garganella, cioè il nome da dare al vitigno in sostituzione della ribolla gialla, piace o non piace. E parlando con un ente che rappresenta il Tavolo Verde a Roma, ponevo delle domande: come si sta muovendo il Friuli a questo proposito? Mi hanno risposto che il Friuli è ancora fermo, però dall'altra parte vedo, interrogando le varie istituzioni locali e regionali, sono un po' titubanti, incerti. Questo è il momento di reagire, portare il nome e proporlo ai veneti, portarlo a Roma al Tavolo Verde. Che nome?
il nome, il Garganella piace anche ai veneti, però è un nome che richiama un po' il garganero, che è brutto. Sarà forse la Gargagna, come diceva Pavani, col diretti? Esatto, e la Gargagna sarebbe un nome più che ottimale, però dobbiamo vedere se... Però la bottiglia poi uscirà con nome ribolla gialla o Gargagna? Assolutamente no, la ribolla gialla come vitigno rimarrà in Friuli e verrà chiamata sul territorio Friuli Venezia Giulia ribolla gialla. Il vitigno si chiamerà Gargagna. Fuori regione tutti lo potranno impiantare questo Gargagna, però non sarà assolutamente chiamato nell'etichetta riportato il nome varietale ribolla gialla. Ma questa partita secondo lei si chiuderà entro quanto tempo? Io ci credo nelle istituzioni regionali, ci credo alla forza e alla compattezza dei vari assessori che rappresentano questa forza politica e tutti devono collaborare e far sistema in modo di coinvolgere tutti i produttori piccoli, medi e grandi, dando appoggio a tutti e dando credibilità al territorio e valenza al territorio, che sarebbe opportuno riprendere quello che era la ricchezza degli anni '80 di questo benedetto Friuli Venezia Giulia. Ecco, chiudiamo sul disciplinare, perché abbiamo anche su questo aspetto, il disciplinare della ribolla gialla ovviamente, interrogato diversi produttori ed enologi durante anche quest'ultima puntata di Friuli Economy. Vediamo che c'è chi dice è meglio farne due diversi, uno per la pianura, uno per la collina, è meglio farne uno solo. Anche lì, come andrà a finire Valdesolo? Facciamo una previsione oggi, il 12 settembre 2018, come andrà a finire? Io spero che si concluderà delineando un nuovo disciplinare che rispetti la collina per quello che vale e che ha meriti eccezionali perché dà prodotti di qualità, e questa è un'annata, lo sottolineo, da 5 stelle, e merito va anche alla pianura, perché la pianura rappresenta una globalità produttiva abbastanza ampia e deve soddisfare il mercato. Quindi alla collina disciplinare sicuramente va rivisto dando una giusta produzione, una giusta resa per ettaro, ma anche la pianura, perché fammi povera che ti farò ricco, non si possono pretendere i 180 quintali ettaro per far qualità. Dobbiamo rispettare il vitigno per quello che dà e per quello che deve dare all'interno della bottiglia. 110? 140 in pianura, secondo la mia esperienza, ma questa è anche espressione di molti miei colleghi, non dobbiamo superare quel quantitativo. E poi anche mantenere la denominazione geografica, perché è giusto anche rispettare le cooperative, le cantine sociali, che naturalmente, lavorando grandi volumi, possono naturalmente commercializzarla la ribolla a indicazione geografica, e perché dare la possibilità a chi non ha un mercato, quindi assorbire questo prodotto che magari rimane in cantine, e le cantine sociali potrebbero distribuirlo comodamente senza andare fuori regione. Bene, ringraziamo Paolo Valdesolo, con cui ovviamente condivideremo anche altre puntate adesso sulla ribolla e comunque sul settore vitinicolo in Friuli Venezia Giulia. Ci daremo appuntamento con lui ad ottobre, e buona serata con le puntate di Telefriuli. Questo programma vi è stato offerto da OI Glass is Life. Scatolificio Ondulcart, il lato nobile del packaging. Tonutti, etichette per un mondo che cambia.